Benvenuti, oggi è giovedì 27 febbraio 2025. Il sole sorge alle 6:36 e tramonta alle 17:50. La luna si leva alle 6:22 e cala alle 17:21. Oggi si celebra San Leandro. Il nome Leandro deriva dal greco e significa uomo elegante e gentile. Oggi 27 febbraio è il giovedì grasso. Si tratta di una ricorrenza che ricade tradizionalmente in Italia e in altri paesi l'ultimo giovedì prima dell'inizio della Quaresima. Le festività sono famose per i loro aspetti ludici, inclusi travestimenti, parate e in molti luoghi grandi banchetti durante il periodo del Carnevale. Il Carnevale ha origini antiche e risale a riti pagani e celebrazioni legate al cambio di stagione e alla fine dell'inverno. In un'epoca di crescente consapevolezza ambientale è possibile festeggiare il Carnevale in modo responsabile, ad esempio realizzando dei costumi con materiali riciclati, utilizzando decorazioni in materiale biodegradabile e limitando il più possibile l'impatto ambientale dei coriandoli, specialmente quelli realizzati in plastica, a cui preferire quelli compostabili. Il primo compleanno di oggi è quello di Simone Di Pasquale, che compie 47 anni. Il ballerino è famoso per il programma Ballando con le Stelle, dove ha portato al terzo posto Barbara De Rossi e al secondo Bianca Gascogna. Ha fatto anche parlare di sé per un finto flirt con Lucrezia Lante della Rovere. Ha lasciato il programma nel 2021, dopo ben 16 anni. La seconda festeggiata di oggi è Chiara Iezzi, che spegne 52 candeline. La cantante fa parte del duo Paola e Chiara, con cui ha venduto oltre 5 milioni di dischi con canzoni pop dance. Come dice Fiorello, Chiara è quella con i capelli chiari e Paola è quella con i capelli paoli. Dopo una pausa solista, le due sorelle sono tornate insieme sul palco di Sanremo 2023. Il terzo è Paul Bradley Cowling, meglio conosciuto come Mal, che compie 81 anni. Il cantante e attore che ha reso famosa la canzone Furia e il cavallo del West, dedicata al protagonista di una serie TV. La sua voce un po' sghemba e il suo italiano incerto hanno fatto di lui un personaggio indimenticabile. Chi non ha mai fischiettato il suo motivetto? Furia e il cavallo del West che beve solo caffè. Oggi ricordiamo anche Liz Taylor, la diva dagli occhi viola che ha incantato Hollywood. Nasce a Londra il 27 febbraio 1932 e comincia a recitare a soli 9 anni. Conquista la fama con Un posto al sole, Il gigante e L'albero della vita. Si aggiudica 2 Oscar per Venere in Visone e Chi ha paura di Virginia Woolf. Sul set incontra Paul Newman e Richard Burton, il suo grande amore. Affronta problemi di alcol e droga, ma si rialza e vince anche l'Oscar umanitario. Muore nel 2011 per problemi di cuore. Ma i vetri trasparenti antiproiettile nelle auto blindate sono realmente realizzati in vetro? Non proprio, altrimenti lo spessore dovrebbe essere elevatissimo affinché non vengano distrutti nella collisione. Si tratta in realtà di una ceramica trasparente, robustissima, comunemente nota come alluminio trasparente. La miscela in polvere viene compressa, riscaldata a 2000 gradi e poi raffreddata in modo che le molecole rimangano amorfe, quindi distribuite in modo disordinato e non ordinate come nei cristalli. Possono resistere a ripetuti impatti di proiettili perforanti, sempre rimanendo trasparenti. L'attuale prezzo elevato consente l'utilizzo solo per speciali applicazioni militari, ma in futuro il suo uso potrebbe diffondersi. Buongiorno ai 12. Oggi è Mercurio che prende la parola rispetto a Saturno, in accordo con Urano, propone idee, fantasia ed innovazione. Vediamo come se la caveranno i 12. Ariete, decisamente molto bene, proprio perché tutta una serie di faccende attraversa il vostro cielo, ispirandovi e dandovi idee nuove.
Con la bella Venere, peraltro, che si connette a Giove, potrete ben sperare in un qualcosa di fattibile e realizzabile per il futuro sentimentale. Toro. È proprio nei vostri gradi che uno dei poli dell'aspetto più importante della giornata, ovvero questo sestile Mercurio-Urano, si forma. Urano finalmente riesce ad ascoltare, ad avere delle nuove idee, anche se la Luna, un po' elettrica, lo stimolerà in mattinata in una maniera un po' nervosa. Siate riflessivi e soprattutto incamerate bene, non rispondete subito, non date risposte avventate. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata che vede proprio il vostro pianeta protagonista. Con così tanta vivacità e nuove idee vi suggerirà un po' di trasgressione, un po' di fantasia che potrete utilizzare sempre con i piedi per terra, perché Mercurio da un lato rimane attaccato a Saturno. Cancro, giornata oggi che vede la luna fantasiosa fare un po' a botte in mattinata con Urano, in serata però si placa notevolmente, per cui una telefonata che potrebbe farvi innervosire o una questione familiare in cui non vi sentite ascoltati potrebbe un po' farvi storcere il naso, ma verso sera si placa di nuovo la situazione. Leone, giornata interessantissima proprio perché il vostro sole vede un Giove chiedergli sempre di più, non di più che a che fare con una chiarezza sentimentale, con dei dubbi che volete sciolti, con qualcosa che volete assolutamente ottenere, e come sempre ci riuscirete. Vergine, giornata interessantissima proprio perché Mercurio riguarda anche voi e il tecnicismo di Urano non vi dispiace affatto, per cui nuove idee finalmente per muovere le cose. Dopo aver avuto ragione su qualcosa proporrete proprio voi stessi le soluzioni e o gli accordi. Bilancia, a proposito di accordi, seppure Venere è distante non è un cielo affatto nemico, la Luna vi strizza ancora l'occhio, i pianeti sono abbastanza distanti da non darvi cruccio, piuttosto potrete cominciare a progettare qualche piccolo viaggio o spostamento che ha a che fare con delle esigenze familiari. Scorpione. Giornata decisamente molto interessante proprio perché Marte sta viaggiando su frequenze che a voi avvantaggiano notevolmente. Mercurio dà spettacolo e convince pure Urano a non bombardarvi sempre con i soliti imprevisti che vi destabilizzano non poco. La Luna in mattinata oggi potrebbe farvi sentire forte l'aspettativa d'attenzione da parte di chi vi piace, in serata l'avrete. Sagittario, per degli ottimisti come voi decisamente nulla può smontarvi, anche se 4 pianeti contro non sono proprio una passeggiata. Mercurio però in combutta con Urano vi suggerisce comunque inaspettatamente qualche idea nuova. Crogiolatevi con Venere e le sue piacevolezze sentimentali. Capricorno. Luna e Plutone hanno fatto il loro dovere, per cui adesso siete su una nuova pianificazione di vita, mentre Venere ancora vi sfida, ma una sfida che vi piace. 4 pianeti in pesci vi fanno sentire assolutamente solidi. Per ora le cose stanno andando proprio secondo il vostro volere. Acquario. Il più volitivo dei segni zodiacali oggi vedrà la Luna uscire dai propri gradi e seppure la mattinata sarà un pochino densa di impegni, il pomeriggio vi potrete scatenare. Oggi è una giornata importante per una proposta che riceverete. Inoltre siete stati bravi a riuscire a recuperare economia e stabilità pratica. Pesci, giornata oggi fantastica proprio perché avete un oroscopo strepitoso. Sole, Mercurio, Saturno e Nettuno tutti dalla vostra parte. Sta per arrivare anche la Luna, una bellissima Venere. Oggi vi farà scegliere la cosa giusta o il vestito giusto per una serata importante. Oggi ricordiamo una data storica per il Regno Unito, il 27 febbraio 1998. In quel giorno la regina Elisabetta II e la Camera dei Lord approvarono una riforma che cambiò le regole della successione al trono. Da allora non conta più il sesso, ma solo l'ordine di nascita. Basta con il privilegio dei maschi, anche le femmine primogenite possono ereditare la corona. Una rivoluzione che ha messo fine a una tradizione millenaria. Oggi vi parliamo di una frase latina che è diventata un modo di dire. Pecunia non olet, che significa il denaro non ha odore. Ma chi l'ha detta per la prima volta?
È stato l'imperatore Vespasiano, questo perché aveva messo una tassa bizzarra sull'urina raccolta nei bagni pubblici, che serviva poi per conciare le pelli e tingere i tessuti. Suo figlio Tito gli fece notare che era una tassa insolita, ma lui gli rispose: pecunia non olet. Voleva dire che non importava da dove venisse il denaro, purché entrasse nelle casse dello Stato, che erano state svuotate da Nerone. La frase è ancora oggi utilizzata per dire che il denaro non ha un valore che dipende dalla sua origine. E il nome di Vespasiano per indicare il VC dipende proprio da questa storia. Oggi vi parliamo di Franco Moschino, lo stilista che ha fatto della moda un gioco. Era irriverente, creativo e ironico. Lo si vede dalle sue creazioni, come la maglietta con scritto Moschifo o la frase «Se non puoi essere elegante, sii almeno stravagante». Lasciò la pittura per la moda e lavorò con Versace. Poi aprì il suo marchio Moschino e conquistò il mondo con il suo stile pop e anticonformista. Morì nel 1994, ma il suo brand non smette ancora oggi di stupirci. Ci salutiamo con la frase del giorno. Per capire chi vi comanda basta scoprire chi non vi è permesso criticare. E anche per oggi ci salutiamo, restate connessi anche domani per iniziare insieme un nuovo giorno e scoprire tante nuove curiosità. Vi aspetto sempre qui, non mi muovo. Buona giornata dalla vostra Martina.